Noi apriamo e ci giriamo la terza pagina e con il vostro applauso entra il coro giovanile Free Voices di Capriva. Queste sono le cose belle, perché entreranno direttamente, un po' vi faccio svanire la sorpresa, però entreranno sul palco direttamente dal pubblico. È un po' un segnale che gli isolani, quelli che abitano alle isole, sono un po' bizzarri, perché gli arriva il vento da tutte le parti e quindi sono spettinati anche dentro. E quindi questo è un brano che arriva dalla Sardegna, e dalla Sardegna che arriva anche un grandissimo e ambitissimo premio al coro dei Free Voices, perché il premio Maria Carta, sottolineo, consegnato anche a Ennio Morricone, è un riconoscimento alla qualità, al valore di questo coro, che ho scoperto ieri sera nasce dal liceo, e per volontà di queste voci, di cantare assieme, di trovare un momento di divertimento, un momento di crescita, ho voluto proseguire. E oggi avremo al pianoforte Emanuele De Colle, alle percussioni Francesco Pandolfo, per la direttrice lo facciamo dopo. Allora ci ascoltiamo questo brano che arriva dalla Sardegna, e se lo pronuncio bene, non posso riposare, quindi dovrebbe essere non arrivo a riposare, non ho la possibilità, proprio non posso riposare.
la dolcezza e la musicalità del sardo in questo tormento d'amore che non fa dormire. Non posso riposare perché sono tormentato da questo amore che scoppia, e amo solo te, che dice il brano, ed è una cosa che è struggente perché nessuno di noi, o pochi di noi, credo conoscano il sardo, ma è arrivato direttamente al cuore, con una dolcezza incredibile proprio grazie alla sonorità di questa lingua. Ripeto, gli isolani sono un po' bizzarri ma hanno questa sensibilità, però ci sono quelli che non riescono a dormire di notte perché c'è un diavoletto che salta sullo stomaco, e quindi è che poi è scusante perché non riuscivano a dormire per la fame, per il tormento della fame. E allora cosa facevano le famiglie, quelle con grande dignità, quelle che avevano bisogno di aiuto, che oggi sono presenti qui perché sono presenti con Diamoci una mossa, dobbiamo sostenere le famiglie e aiutare concretamente quelli che hanno bisogno. Ma con dignità c'era la fame, e loro hanno inventato la presenza di questo Cialciut, questo diavoletto che di notte tormentava. Quindi non hai fame, c'è qualcosa che ti tormenta. Lo struggente amore in Sardegna, e in Friuli c'è questo diavoletto che tormenta chi ha fame. Free Voices, diretto, e l'applauso a Manuela Marusso. Questo diavoletto ci ha tormentato, era presente anche qui, però vorremmo parlare del futuro di Free Voices, perché prossimamente con Estoria inizierà un nuovo percorso, un nuovo spettacolo, un nuovo impegno per le Free Voices che si baserà su raccontare la storia della musica italiana, raccontando appunto attraverso le canzoni, un bellissimo viaggio che va dal bianco e nero all'attualità. E ognuno di noi avrà il piacere di questa interpretazione di ritornare, ricordare i momenti storici. Il brano che non presento rappresenta un momento storico di un passaggio dove ancora una volta la sottolineatura della cultura italiana prende un vascello e parte verso gli Stati Uniti, verso l'America, portando la nostra musica, il nostro modo di interpretare, le nostre romanze, se posso, le nostre romanze appunto a vendere in tutto il mondo, vendere nel senso buono la nostra cultura. Quindi Free Voices, le indovinerete subito, non è difficile.
Non c'è un premio, ma è l'applauso finale per i Free Voices. storia italiana della musica, quindi deve molto alla lirica, al melodramma, ma anche alle canzoni. E c'è un periodo storico, quello in bianco e nero, quello che arriva dalla radio alla TV, che deve molto a degli autori ispirati e anche a dei gruppi musicali. Il gruppo musicale, per esempio un quartetto che voleva ispirarsi ai Platters,
fortunatamente poi cambia strada e decide di così selezionare una voce femminile. È stata la cosa più difficile per questo quartetto, trovare la voce femminile adatta, finché non arriva Lucia Mannucci, il quartetto Cetra. E proprio Lucia Mannucci è la voce di questo brano che è composto appunto dai due del quartetto Cetra, Giacobetti e Savona, per la musica del grandissimo Gordy Kramer. È la voce di Lucia Mannucci che praticamente inverte una serenata, perché non è la serenata dell'uomo nei confronti della dolce amata, ma è la dolce amata che giustifica in questo brano dal black humor che in fondo lui li vuole tanto bene, ma tanto bene. Quindi Free Voices con questo brano del quartetto Cetra.
questo straordinario fisarmonicista di Rivarolo Mantovano si innamora del jazz, Gordy Kramer, però c'era il regime, non poteva comporre canzoni jazz. E allora frega il regime scrivendo il primo scat della storia, che è Crapa Pelada. Poi continua nel suo percorso musicale suonando assieme a illustri direttori d'orchestra come Pippo Barzizza, come il maestro Semprini. Però a un certo punto incrocia in quel di Roma due straordinari amici, compositori, che volevano trasformare la rivista in qualcosa di nuovo, forse un musical, e diventa commedia musicale. Quindi incontra Garinei e Giovannini. E in questo gran baraonda, in uno dei primi spettacoli che vanno ad allestire assieme, c'è un brano che tutti ricordiamo perché è un bel bacio a mezzanotte. Manuela Marusi. Vi devo chiedere scusa, ho commesso un gravissimo errore, mi dispiace, non vi avevo detto che era l'ultimo brano, quindi devo costringere, sì? Non ho sbagliato? No. Allora, sempre nella storia della musica italiana, perché non era preparato questo, sempre nella storia della musica italiana ci sono gli animali da palcoscenico. E ci sono delle canzoni che arrivano da oltreoceano e che diventano italiane, italianissime, proprio questa, perché ci troviamo non in quella di Orwell, ma in una fattoria di animali
che il quartetto Cetra ha fatto cantare tutti, dal coro dell'Antoniano a tutto il mondo. Sì, lo volevamo dire storia. Allora, chiudiamo qui con l'allegria della vecchia fattoria. Ci ha fatto anche la rima. Free Voices di Rete Emanuele Amici.